Chiudiamo in bellezza la Festa della Noce 2022, la 18ª edizione qui a Motta Camastra. Abbiamo superato 2 weekend dove c'è stato un affollamento pazzesco, tantissimi visitatori hanno potuto gustare, assaporare e comprare tutti i prodotti a base di noce che la Festa della Noce naturalmente ha in qualche modo attenzionato. Siamo qui con il sindaco che ha organizzato insieme all'amministrazione, le associazioni e tutto al suo meglio e finalmente è riuscito dopo 2 anni di pandemia ad avere una grande soddisfazione sia personale che a livello amministrativo, con un grande afflusso da parte di un grande flusso di gente, soprattutto da parte del catanese e del messinese, e si parla anche dal sud orientale della Sicilia. Sindaco, si ritiene soddisfatto di questa grande presenza che c'è stata e soprattutto delle sue famose vetrine della Valle Alcantara rappresentate a Motta Camastra al meglio? A lei la parola. Sì, sono abbastanza soddisfatto e devo dire che non è stato facile ripartire dopo 2 anni di pandemia, perché già ci eravamo rilassati per il non fare. Noi siamo invece amministrazione del fare e quindi ci siamo attivati grazie a tutta l'amministrazione comunale, anche la minoranza ci ha collaborato e come dicevo in sede di inaugurazione, questa noce nasce nel 2003, se non ricordo male, organizzata in un paio di mesi da Andrea Scarpignati, a cui va la mia stima, e successivamente portata avanti da Claudio Barticciotto, consigliere comunale oggi di opposizione, però una persona che ha collaborato anche nell'ultima fase dell'approvazione dell'evaluazione di bilancio per la riuscita della Festa della Noce. E poi non posso che non ringraziare tutta la comunità di Motta Camastra, coloro che hanno organizzato le vetrine, gli stendisti e tutto. Diciamo che stamattina non bastavano una vette per portare l'agenda a Motta, e questo è un orgoglio per il nostro comune e i complimenti che ci fanno chi viene da fuori anche per la prima volta sono venuti curiosi e sono rimasti soddisfatti, addirittura qualcuno è tornato sia ieri che oggi per il fatto di rivisitare il paese con altri amici. Con questo io ne sono soddisfatto della chiusura della manifestazione con esito positivo e speriamo che il prossimo anno, grazie anche alle critiche che io accetto, di fare e correggere alcuni errori per una migliore riuscita sempre migliore negli anni futuri. Ringraziamo il sindaco, come vedete le parole chiave intanto da umile pubblico amministrazione e accetta le critiche costruttive e poi ha attenzionato, se avete ben ascoltato, il fatto che il lavoro di squadra è il segreto per la buona riuscita di un evento. Signori, Motta Camastra c'è stata e ci sarà l'anno prossimo con la Festa della Noce e il segreto è il lavoro di squadra. Viva Motta Camastra, viva la Festa della Noce!